Presidente Franco Fontana, siamo nella nuova casa della Fisi Friuli Venezia Giulia, un modo ottimo direi per partire con la nuova stagione, no? Ma io sono contentissimo, questo stadio che è bellissimo ci ospita, un grazie sicuramente alla famiglia Pozzo, un grazie a Brandolin, dico sono soddisfatto e iniziamo direi molto molto bene. E fra l'altro questa sede è anche molto più comoda, insomma, un po' per tutta le società, perché si esce dall'autostrada. Più comoda, direi più prestigiosa Anche. per noi, come federazione ci sentiamo molto bene. Da qua io credo che inizierà un nuovo corso perché siamo insieme, però siamo in una casa dello sport, insieme, ma soprattutto insieme all'Udinese Calcio, che è una realtà ormai a livello, direi, europeo, mondiale. Presidente, la stagione è appena iniziata, ma subito grandi soddisfazioni, Lisa Vitazzi in Coppa del Mondo, Coppa Luca del Mondo, del Fabbro, diciamo che stiamo percorrendo, migliorando la stagione 2015-2016. Nel 2017 sicuramente avremo delle sorprese eccezionali, ne siamo convinti. L'estate abbiamo lavorato in maniera molto forte, un grazie anche ai tecnici, agli sci club. Io credo che veramente siamo sulla strada buona. Possiamo anche dire c'è poi la riconferma dell'ottimo rapporto con la regione, con Promotorismo. Ottimo rapporto con la regione, con gli assessori, con il direttore generale di Promotorismo e diciamo che con lui stiamo elaborando un percorso nuovo affinché il Friuli diventi una grossa realtà anche nel mondo degli sport invernali. Non dobbiamo mai dimenticare quello che è successo, dobbiamo ricordare gli ori olimpici, insomma, perché ogni tanto ce ne dimentichiamo e questo è un peccato. Ringrazio veramente questi atleti che hanno dato lustro alla regione, all'Italia, all'Europa.